Libertà, qui appunto con Per Vittorio Cimia che vi parla, sempre con tantissimi temi da affrontare, ma soprattutto questo inizio di un nuovo pontificato, quello del neoeletto Papa Leone XIV, primo Papa statunitense della storia. E allora, come ha fatto notare nel suo editoriale il nostro direttore Giovanni Sallusti, Papa Leone XIV già alla sua prima messa da pontefice è tornato ai fondamentali, definendosi prima di tutto erede di Pietro. E poi di questa sua prima omelia da Papa non poteva passare inosservato anche il passaggio in cui contesta la riduzione di Gesù a superuomo o leader carismatico, dato che questa riduzione conduce di fatto a un ateismo vero e proprio. Un'elezione dunque che può implicare una rigenerazione del cristianesimo e del cattolicesimo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in tutto l'Occidente. Notava ieri anche il professor Pezzani in collegamento con il nostro direttore Giulio Cainarca. Probabilmente sarà però un pontificato proiettato in tutto il mondo, ma che però chiede un ritorno alla fede, come anche sostenuto il nostrissimo Antonino Danna, che ha seguito proprio il momento dell'Habemus Papam. Ecco, in ogni caso buona missione al nuovo pontefice, augurato anche lo stesso Matteo Salvini, dopo proprio l'invocazione da parte di Papa Leone XIV per una pace disarmata e disarmante. E allora, cercando dunque di capire che rotta potrà tracciare questo pontificato, sentiremo Andrea Morigi, che come sapete vice caposervizio al quotidiano Libero e collabora anche con Radio Maria. E per inquadrare questo primo Papa statunitense ci collegheremo anche con Matteo De Sio, che come sapete è conduttore per Te la rido io l'America, proprio sulla nostra radio, su Radio Libertà. Ma siccome le vostre opinioni restano poi sempre imprescindibili, quindi terremo il consueto filo diretto con voi. Intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale, oppure potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto le dirette Facebook, quindi sia della pagina della radio, di Radio Libertà, che della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali sempre al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo sempre che potete seguirci quindi sia dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, e come dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega e dal nostro nuovo sito internet, quindi radiolibertà.net, che è sempre aggiornato, sempre questa veste grafica nuovissima e quindi sempre tanti news e approfondimenti. Naturalmente potete seguirci anche dall'app di Radio Libertà per i sistemi operativi sia iOS che Android, e poi anche per completare questa panoramica social dal canale YouTube. Vi ricordo sempre che potete abbonarvi, potete sostenerci, basta veramente poco per riuscire ad aiutare una radio che rappresenta un unicum in questo contesto che è succube del mainstream e del politicamente corretto. Quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora iniziamo a sfogliare questi quotidiani. Ci scusiamo perché per il momento non avete forse la condivisione schermo, ma adesso cerchiamo di ovviare al problema. Vedete, ovviamente vi cito, ecco, poi ripeto, dopo passeremo alla condivisione schermo. Prima pagina della Verità, un giorno da Leone, e quindi già un cambio di rotta rispetto alla prima pagina dell'altro giorno, subito dopo l'elezione, in cui si esprimevano delle perplessità, un po' di scetticismo. Tant'è vero che oggi sulla prima pagina della Verità vengono pubblicate proprio delle lettere mandate da alcuni lettori che rinfacciano questa scelta alla Verità. Perché vi siete schierati un po' subito contro questo nuovo pontefice? E risponde Maurizio Belpietro. Però già un cambio di rotta, perché vedete, dopo il pontificato alla buona di Bergoglio, e qui già il giudizio viene espresso, ribadito su Bergoglio, poi un giorno appunto da Leone, il nuovo Papa che indossa i paramenti della tradizione, l'omelia della prima messa, con al centro il Vangelo anziché la geopolitica, farsi piccoli per lasciare spazio a Gesù, l'asse americane curiali in conclave. E allora le lettere che sono state mandate, che riguardavano questa scelta invece dell'altro giorno, no, da parte della Verità, è presto per giudicare, sperare si può, ma non tiratelo per la tonaca, quello che sta avvenendo un po' anche a sinistra, cioè che si cerca ovviamente poi di affibbiarli tutte quelle caratteristiche, quelle cifre, no, identitarie che corrispondono a una parte piuttosto che a un'altra. Troppe le sentenze su Prevost.
firmate queste lettere, vedete questa lettera da Adolfo e Liana Andrighetti, che rinfacciavano proprio questo, no? Da lettori della Verità, sin dal primo numero ci permettiamo di esprimere la nostra delusione per il titolo di apertura del quotidiano di ieri, che sembrava accogliere il nuovo pontefice con un pregiudizio piuttosto che concedergli credito almeno all'inizio. Non si tratta di esprimere un entusiasmo ingenuo verso Leone XIV, anche se l'elezione di un Papa è sempre motivo di gioia per il credente, che si rallegra per la continuità di una storia bimillenaria che bene o male ha portato Cristo fino all'uomo di oggi, ma di considerare quanto di buono ha avuto il suo primo presentarsi al mondo con l'augurio della pace rivolto da Cristo risorto ai discepoli e il ritorno ai paramenti tradizionali nel rispetto del ruolo, tanto per portare qualche esempio. E qui vengono citati quindi questi aspetti incoraggianti, questi elementi che appunto fanno ben sperare. Accogliamo dunque Leone XIV con benevolenza e speranza, senza caricargli addosso da subito pesi e preconcetti, lasciandoci la libertà di valutarne l'operato quando sarà il momento. E sempre sulla prima pagina della Verità risponde Belpietro a queste osservazioni. Cari Adolfo e Liana, nei confronti di Papa Leone XIV, come nei confronti di Bergoglio quando fu eletto, non c'è proprio alcun pregiudizio né positivo né negativo. A differenza di molti che hanno accolto la sua nomina interpretandola in un senso o in un altro, noi ci siamo semplicemente domandati come sarà il suo pontificato, se cioè proseguirà nel solco tracciato dal suo predecessore o se invece sceglierà di affrontare grandi temi che oggi riguardano la Chiesa. Le parole pronunciate giovedì davanti ai fedeli e accorsi in piazza San Pietro per festeggiarlo non hanno consentito di farci un'opinione su quali siano le sue intenzioni e d'altro canto, siccome l'abito non fa il monaco, il ritorno ai paramenti sacri che Papa Francesco aveva ripudiato fin dal primo giorno non può certo da solo costituire la chiave per capire quali saranno le sue mosse. Essendo lettori della Verità sin dal primo numero, ovviamente sapete che non sempre abbiamo condiviso le scelte di Bergoglio. Francesco è stato un pontefice che ha cercato spesso l'applauso. E questo segue a pagina 5, e ci andiamo un attimo qui della Verità di oggi, poi però passiamo anche alle altre testate, perché sennò sappiamo che il tempo vola e rimaniamo troppo concentrati qui sulla Verità, ma ovviamente ci ritorneremo. Vedete, no? Cioè, vedete, ve lo leggo, il tango è finito, questa sezione, ovviamente anche un po' polemico come titolo in riferimento ovviamente al pontificato argentino. Guardiamo oltre Tevere senza pregiudizi, continua Nobel Pietro, riprendendo questa polemica. A due lettori non è piaciuto il nostro titolo sul primo capo statunitense della Chiesa, noi non siamo prevenuti, notiamo soltanto che già viene tirato per la talare. È troppo presto per giudicarlo, ma le sue parole dedicate a Cristo e non al Green fanno sperare. E quindi questo andare verso il mondo, prosegue Belpietro, l'andare verso il mondo da parte di Bergoglio è invece stato a scapito forse della chiarezza su temi delicati e allo stesso tempo, pur comprendendo che il Papa fa il Papa e non può far altro che parlare agli umili e agli oppressi, il sostegno a personaggi controversi come Luca Casarini ci ha lasciato a dir poco perplessi. E qui infatti questa foto centrale, l'ex disobbediente Luca Casarini, era stato protagonista di tutte quelle violenze, che stringe la mano a Papa Francesco, morto appunto lo scorso 21 aprile, le cattive compagnie. E vi cito qui gli altri virgolettati: per i media è di sicuro l'anti-Trump, l'uomo di Sant'Egidio, un clone di Bergoglio, per questi media qua che poi erano strasicuri e avevano ripetuto all'unisono sì sì sarà Parolin il nuovo pontefice, ci sarà questo ticket con Tagle che subentrerà a Parolin nel ruolo di segretario di Stato, e poi sono stati smentiti come al solito. Altro virgolettato: sembrano tornare la sacralità e la fede al centro, vedremo come saprà governare. E infatti qui spiega lo stesso Belpietro, aggiungo cari Adolfo e Liana che l'omelia tenuta ieri nella Cappella Sistina l'ho trovata non solo appassionata ma anche efficace. Non ha parlato di ambiente, surriscaldamento globale, non si è rivolto a chi riveste ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e sociale, ha predicato la fede riferendosi a Gesù, a una comunità che deve trovare il modo di camminare insieme. Oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta cosa assurda per persone deboli o poco intelligenti, contesti in cui a essa si preferiscono altre sicurezze come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere e il piacere.
In poche parole ha descritto la condizione dei cattolici oggi, guardati e giudicati come persone anacronistiche, ma ha criticato anche i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico di superuomo. Eh sì, una caricatura, una sorta di figurina della Marvel, no? Accusando i credenti di vivere in questo modo, in una sorta di ateismo di fatto. E allora lasciamo un attimo questa parte della verità, ma poi ci ritorniamo perché anche qui c'è tanto da approfondire. E andiamo però, facciamo questa deviazione, no? Tutt'altra area cattolica, quotidiano dei vescovi, della CEI, Avvenire, se vogliamo, no? Una linea più vicina a Bergoglio. La fede, la missione, il titolone della prima pagina. Gesù spesso ridotto a un superuomo, no? Viene citato questa parte proprio dell'omelia. Il primo invito di Papa Leone XIV è all'annuncio, il fatto, la celebrazione con i cardinali, chiunque esercita un ministero deve sparire perché rimanga Cristo. E poi invece questa parte centrale sugli aiuti bloccati per Gaza. Gaza allo stremo, i viveri che restano fuori dalla striscia. Spunta il piano di Israele per distribuirne solo il 60%. Cresce l'attesa per l'arrivo di Trump la prossima settimana in Medio Oriente, ma per Netanyahu problemi di bilancio. E quindi ovviamente qui ci si aspetta anche un impegno magari concreto della diplomazia vaticana con questo nuovo pontificato, un pontefice che l'abbiamo ribadito, ha insistito tanto sul tema della pace, l'ha ripetuta così tante volte e sembra anche molto profetico, visto quello che sta accadendo, vista anche l'escalation tra due paesi che appunto sono dotati di armamenti nucleari, che sono l'India e il Pakistan, proprio a conclave aperto questa escalation. Ma a proposito di Gaza, qui Avvenire scrive, no, nella parte centrale della prima pagina, quando i viveri entreranno a Gaza e non c'è ancora una data, potrà essere sfamato solo il 60% della popolazione che si trova in condizioni di privazione estrema. Lo ammette una nota della costituenda Fondazione Umanitaria per Gaza, promossa da Israele con il sostegno degli Stati Uniti. In un primo momento i 4 siti di distribuzione sicuri che Israele sta allestendo nel sud della striscia potrebbero sfamare 300.000 persone ciascuno. In seguito avranno capacità di superare i 2 milioni. E poi invece l'anniversario della vittoria, la vittoria dell'ex Unione Sovietica contro il Terzo Reich, ma che è anche una celebrazione della Federazione Russa di oggi, con Putin che secondo alcuni avrebbe tenuto un discorso stringato e dimesso. Qui nella parte centrale, sempre prima pagina di Avvenire, all'anniversario della vittoria Putin si autocelebra con gli alleati, ma si riaffaccia un'ipotesi di tregua. Vi segnalo i 2 editoriali, ovviamente, i primi tratti del nuovo Papa, proprio di Monsignor Bruno Forte, che sapete, no, in queste settimane aveva fatto discutere sul web per quel suo video in cui polemizzava con quei cattolici che volevano ricevere la comunione in bocca e quindi era stato così intransigente, così rigoroso, quando comunque le norme canoniche tendenzialmente dovrebbero ancora consentirlo, anzi questa dovrebbe forse essere, come aveva fatto capire anche Ratzinger, dovrebbe essere la forma corretta per ricevere, no, l'Eucaristia, appunto riceverla degnamente. Bruno Forte su questi primi tratti del nuovo Papa, appunto lo stile dell'ascolto, la mitezza e la fermezza. Papa Leone XIV ha presieduto ieri l'Eucaristia concelebrata con tutti i cardinali presenti a Roma. Se la rapidità delle elezioni aveva mostrato un'unità di intenti fra i corporati perfino superiore a ogni aspettativa, la celebrazione con l'intero collegio cardinalizio ha reso visibile la profonda comunione di tutti i suoi membri fra loro e sotto la guida del successore di Pietro una comunione fondata sulla fede nel Signore Gesù, alimentata e vivificata dalla forza del suo spirito e nutrita dal pane di vita dell'Eucaristia. E poi il suo primo tratto, l'ascolto, è apparso agli occhi della Chiesa e del mondo già dal modo in cui Leone XIV si è presentato con le parole pronunciate dalla loggia delle benedizioni. Qui l'ascolto, ma forse veramente la prima impressione, il primo dato è stata questa commozione umanissima, no? Si vedeva che appunto stava ancora così piangendo, leggendo da un blocco di appunti davanti a una vastissima folla, rapita dalla sua immediatezza e dalla semplicità del suo sorriso, il nuovo Papa non ha avuto nulla di distaccato di lontano, si è posto anzi come chi si è messo in ascolto della voce dello Spirito
per camminare davanti al Signore e in ascolto di Lui con l'aiuto e l'apporto di tutti. Ecco, lui che aveva tanto richiamato lo Spirito, l'azione dello Spirito Santo, no? Papa appunto Leone XIV, quando era ancora cardinale, stava entrando in conclave, vi ricordate, quando era stato fermato proprio dalla troupe di Mediaset, e lui si era limitato a dire in maniera molto sobria e contenuta, ma non è che ci possiamo avventurare in previsioni, siamo qui ovviamente nelle mani dello Spirito Santo. L'altro editoriale, la prima pagina di Avvenire di oggi, la posta in gioco al referendum. Scrive Francesco Riccardi sul diritto di contare, quindi tutto altro tema di politica nazionale, e qui si scaglia contro quei partiti che come Forza Italia hanno chiaramente indicato la scelta del non voto, dell'astensione, come poi ha fatto anche la Russa, scatenando altre polemiche. Solo un diritto o non anche un dovere del cittadino, un dovere inteso in senso civico ovviamente, non sanzionato giuridicamente, una possibilità alla quale dunque potersi pure sottrarre, o una sorta di obbligo quantomeno morale, se non appunto proprio giuridico, oppure più semplicemente un'occasione da cogliere. Il voto per la consultazione referendaria dell'8-9 giugno ha già prodotto divisioni e acceso la polemica sul suo esercizio, prima e più ancora che sul contenuto dei 5 quesiti che sono stati proposti, soprattutto dopo che Forza Italia si è pronunciata chiaramente per l'astensione, provocando l'immediata reazione delle opposizioni che hanno gridato allo scandalo per l'invito a disertare le urne da parte di forze di governo. Ma invece qui c'è anche poi il riferimento, sempre alla prima pagina di Avvenire, su via tutto ciò che non piace per la politica americana trumpiana, cancellare dati, licenziare la giornata tipo di Trump, qui scrivono Brogi e Napoletano, e poi a pagina 17 l'escalation non scongiurata, quello che stavamo già richiamando prima, tra India e Pakistan, ancora scontro di droni. E questo segue a pagina 17 e ci andiamo, poi come promesso noi intanto continuiamo la carrellata tra i vari quotidiani, poi ritorneremo in una sorta di giro di boa ovviamente per approfondire e esplorare altri dettagli. Pagina 17 di Avvenire di oggi, dicevamo, India-Pakistan è guerra di droni, l'escalation non è scongiurata. Nell'immagine si vedono dei bambini delle scuole di Karachi in Pakistan che da giorni si stanno addestrando nel timore di attacchi, però attenzione, questa didascalia sulle addestrazioni nel timore di attacchi ci fa venire in mente anche le assurdità che ci sono piovute addosso da questa Unione Europea, perché il video della commissaria in cui chiedeva ai cittadini europei di prepararsi all'emergenza invece di preoccuparsi della pace, quando la superpotenza americana, che prima con Biden continuava soltanto a finanziare l'Ucraina, una parte ad armarla, e si sta impegnando per la pace, per un negoziato adesso con Trump, questa superpotenza americana, e l'Europa che invece iniziava a parlare di riarmo e iniziava a sollevare questa come necessità. E oltretutto quel video, appunto, l'abbiamo detto, agghiacciante, assurdo, con il kit per la sopravvivenza, e si insiste su questo perché poi avete seguito anche Fico, che è il leader slovacco, che è stato contestato, criticato per la sua scelta di voler andare da Putin per questa festa della vittoria. Luca Geronico, che scrive appunto questo articolo di oggi sull'escalation che non è ancora scongiurata tra India e Pakistan, nonostante i numerosi appelli internazionali alla de-escalation, sono proseguiti ieri gli scontri tra India e Pakistan. New Delhi ha infatti accusato Islamabad di una nuova ondata di attacchi l'altra notte sul suo territorio. L'India in mattinata ha segnalato molteplici attacchi da parte di droni pakistani sempre durante la notte e lungo il confine. Gli attacchi dei droni sono stati respinti e si è risposto in modo appropriato, ha aggiunto in un comunicato l'esercito indiano. Si tratta di scontri al confine ed azioni dimostrative, anche se nessuna delle due potenze nucleari sembra voler alzare il livello di scontro militare a un livello più pericoloso. Segnale che nella ricerca di un equilibrio sul terreno si potrebbe aprire lo spazio a una mediazione diplomatica, e ovviamente ci uniamo a questa speranza. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, qui vi leggo invece alla parte centrale dell'articolo, ha chiesto giovedì una de-escalation. Non ci lasceremo coinvolgere in una guerra che fondamentalmente non ci riguarda, ha affermato durante un'intervista a Fox News.
E lo stesso presidente Trump ieri ha detto di volere una de-escalation. Quindi Trump ancora chiaramente e nettamente dalla parte della pace, come ha sempre ricordato anche lo stesso Matteo Salvini. Dopo la visita a Islamabad, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araki ha proseguito la sua missione di mediazione a Nuova Delhi. E allora l'Iran ha affermato, dopo aver concluso la sua visita, è pronto a compiere ogni sforzo per contribuire a ridurre le tensioni. L'India accusa il Pakistan di sostenere il gruppo jihadista sospettato di aver trucidato 26 persone nella località turistica di Pahalgam. Islamabad ha fermamente negato qualsiasi coinvolgimento. Frattanto le scuole sono state chiuse in tutto il Kashmir controllato dall'India e nelle regioni di confine pakistane degli stati confinanti del Punjab e del Rajasthan, l'altro stato appunto indiano, uno degli stati della federazione no indiana. Per motivi di sicurezza sono stati chiusi in totale 24 aeroporti nel quadrante nord-occidentale dell'India. Ma allora, prima della pausa, del break solito degli 8:30, cambiamo ancora area, no, editoriale, e passiamo al Fatto Quotidiano. Prima pagina di oggi, con questo titolo polemico. Prima abbiamo letto appunto della possibilità finalmente di far arrivare degli aiuti umanitari per Gaza. Abbiamo letto, no, dall'Avvenire, ma che forse sarebbero aiuti insufficienti a sfamare tutta la popolazione civile che adesso è rimasta appunto sulla striscia. Titolo centrale appunto del Fatto Quotidiano di oggi, la sua prima pagina: chi se ne frega di Gaza, armiamo ancora Israele. E qui l'attacco, no, polemico verso l'Italia, verso l'Occidente. L'export continua, il governo confessa per la prima volta: armi non contro civile, impossibile verificare munizioni e pezzi di velivoli. E poi l'immagine proprio del Consiglio Supremo di Difesa che, sapete, si è tenuto proprio mentre si stava per annunciare l'elezione del nuovo pontefice e infatti poi si è lasciato trapelare che proprio per consentire ai presenti di seguire la diretta di questo annuncio dell'Habemus Papam si è portato direttamente nello studio del Consiglio Supremo di Difesa un apparecchio, un televisore per seguire, monitorare questo evento storico. Il nuovo libro poi della giornalista Gebral, Palestinesi sacrificabili, Occidente complice di genocidio. E quindi, sempre per rimanere sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, vi anticipo l'editoriale perché ormai siamo arrivati a questo primo stacco, l'editoriale immancabile di Travaglio, e si potrebbe ridire immancabilmente al vetriolo. Ogni conclave, vaticanisti e vari papologi ripetono il detto: chi entra papa esce cardinale. Poi però sono i primi a scordarselo. È quello che stavamo prima ricordando, no? Con tanta sicumera, in maniera molto tronfia e boriosa, si ripeteva: sì, sarà Parolin e ci sarà questo ticket, questo accordo sotto banco con Tagle, e così rinuncia lui alla sua candidatura forte. E poi è venuto fuori un nome che tanti avevano detto: ma questo dalle seconde, terze file, no? Come in una metafora di Gran Premio di Formula 1, di griglia di partenza. In pochi pensavano che Prevost, poi oltretutto questo è un cognome anche qui con un suo significato un quasi profetico, visto che c'è anche la figura del prevosto, che è un parroco che, se vogliamo, sovrintende a un gruppo di parrocchie, è un parroco più importante. Sono le 8:31, allora chiedo anche a te a questo punto, Natalia, se facciamo la pausa, così noi ci ritroviamo fra pochissimo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie mille Natalia. Allora riprendiamo questa nostra diretta. Dicevamo, eravamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano per la rassegna stampa, l'editoriale di Travaglio, e allora qui la conclusione, o meglio, partiamo prima dalla parte centrale. Stavolta lo Scola e il Draghi di turno era Parolin. Scola in riferimento al papabile, al più papabile. Nel precedente conclave, quello del 2013,
che condusse all'elezione di Bergoglio. Utrend aveva sondaggi vaticanisti delle 9 maggiori testate italiane, Parolin 38%, Zuppi 15%, Pizzaballa 14%, Tegel 13%, Romero 5%, poi ultimi Erdò e Prevost col 3%. E poi giovedì mattina, dopo la seconda fumata nera, Open sparava, pranzo a Santa Marta decisivo per i sostenitori di Parolin Papa. E quindi insomma si chiama 24 ore, qui addirittura polemizza con appunto il Sole 24 Ore di Fabio Tamburini, no? Che lo anticipava Urbi e Torbi a Radio 24, credo di poter dire che tutto fa convergere verso Parolin, e poi anche qui clamorosamente smentiti. E poi invece è uscito con un nord sudamericano e Mieli ora fa buon viso a cattivo gioco. Ora credo nello Spirito Santo. Nord sudamericano perché appunto, come sapete, è nato negli Stati Uniti, statunitense, ma missionario poi d'America Latina, profondo conoscitore dell'America Latina e quanto è legato appunto anche al continente sudamericano, il nuovo pontefice. E allora Prevost rinforza l'America, è molto diverso da Bergoglio, conclude qui Travaglio, sarà un grandissimo Papa come Giovanni Paolo II, citando ovviamente Mieli, che non era né italiano né americano né occidentale. Mattarella e Meloni sono entusiasti per l'appello di Leone XIV alla pace, ripetuta 9 volte in pochi minuti, e che stavano facendo i due mentre veniva eletto? E qui domandano provocatoriamente Travaglio, un Consiglio Supremo di Difesa per buttare almeno altri 10 miliardi l'anno nelle armi e continuare ad armare Ucraina e Israele. È il loro fattivo contributo alla pace disarmata e disarmante. Ecco, questa espressione che ha colpito tanto, no, nell'immaginario collettivo e che ha ricordato proprio un altro grande papa che si chiamava Leone Magno, che riuscì a fermare in questo modo proprio disarmato e disarmante Attila, il flagello, no, dell'umanità. Ma appunto andando all'interno del Fatto Quotidiano, pagina 2, ancora sulla pagina disarmante, le elezioni di Leone XIV, Prevost in testa sin dall'inizio, franchi tiratori anti-Parolin, qui classico taglio retroscenista, no, del Fatto Quotidiano, anche su un tema che dovrebbe essere coperto da forse uno dei segreti più rigidi e assoluti, cioè quelli delle singole votazioni all'interno appunto del conclave. E l'articolo poi di Ferruccio Sanza, ha vissuto tra i poveri e sa adattarsi ai disagi, è un uomo sia pratico sia spirituale che non ama parlare di sé, a proposito del nuovo Papa, e questo si è ribadito, no, in questi giorni, ritracciando un po' il profilo di Identikit, cioè un uomo che comunque sa dialogare sia con persone, se vogliamo, che provengono da ceti sociali economici elevati, e sia con appunto gli ultimi, gli umili. Pagina 3, per Bob il rebus Trump, negli USA destra e cattolici spaccati sul nuovo Papa. E qui appunto la vignetta sull'Oceano Pacifico. Lo scorso 6 aprile, dopo la grande manifestazione per la pace a Roma, il nostro Mannelli ha anticipato il discorso di Papa Leone XIV. Anti-Donald, Bannon convinto di sì, ma in passato ha votato Goppo, il dossier sugli abusi insabbiati preparato dai tradizionalisti. E infatti vi ricorderete che per esempio anche la Nuova Bussola Quotidiana, no, aveva chiesto nelle ultime settimane se deve essere un cardinale americano eletto non appunto Prevost, perché aveva ricevuto queste accuse di aver coperto determinati, no, abusi, e insomma non aveva fatto proseguire le indagini a sufficienza. C'è chi l'ha presa male, qui scrive Salvatore Cannavò, ed è Steve Bannon, ex consulente alla Casa Bianca di Donald Trump, e oggi lo scrive anche Tommaso Cerno sul Tempo, no? Il fatto che Bannon si sia schierato così tanto contro il nuovo Papa, abbia detto, affermato, non è un Papa trampiano che può piacere a noi della base maga. Questo ovviamente è una domanda che dovremo assolutamente rivolgere al nostro Matteo De Sio, lui che tiene proprio il programma Te la ridò io l'America, appunto il lunedì. Maga, e quindi è un Papa anti-Trump, la peggiore scelta per i cattolici del Maga, così definisce le elezioni di Leone XIV lo statunitense peruviano Prevost, accomunato ai globalisti che gestiscono la curia, il Papa che Bergoglio e la sua cricca volevano. Eppure dalla stampa statunitense ieri si è saputo che Robert Francis Prevost è stato un elettore repubblicano nel suo stato, l'Illinois, sapete, no? Che c'è questa possibilità di registrazione.
lui di registrazione nelle liste elettorali proprio associandosi ai due principali partiti, poi soprattutto, quindi quello democratico e l'elefantino, il Grand Old Party, quello repubblicano. Secondo i registri della contea di Will, nella periferia di Chicago, infatti Prevost ha votato in 3 primarie repubblicane dal 2012 e in nessuna primaria democratica da allora. L'ultima volta che ha votato però è stato nel 2016, mentre non risultano suoi voti nelle presidenziali del 2020 o nelle elezioni di midterm del 2022. In realtà Prevost è al momento poco inquadrabile negli schemi politici. Ecco, questa poi una riflessione che si collega anche a tutto quello che è stato detto in questi giorni, cioè è inutile pensare al conclave come una sorta di parlamentino in cui si confrontano delle anime cosiddette progressiste e conservatrici, più tradizionalisti. È vero anche questo, ma spesso poi accade che in realtà questi blocchi di voti si ripartiscano non tanto in base a scelte magari di agenda, di politica religiosa, eccetera, ma anche poi in base proprio alla provenienza di un determinato episcopato, elettorato, e quindi magari i vescovi americani i cardinali americani tendono a votare in blocco per un candidato, gli asiatici per un altro. Quello che si è sottolineato è che probabilmente è mancata un po' l'unità dei cardinali italiani ancora così rappresentati, fortemente rappresentati. Certo non è più la grandissima rappresentanza dei conclavi di una volta, perché poi soprattutto con il pontificato di Bergoglio questo papato ha scelto, il precedente papato ha scelto di rendere la Chiesa sempre più globale e sempre più mondiale. E invece quello che non si può non notare sono le sue critiche passate a Trump e al vice J.D. Vance per la gestione delle politiche sui migranti, quei tweet che sono stati ripescati e che fanno già pensare al fatto che molti a sinistra vorrebbero tirare per la giacchetta, in questo caso per la tonaca, il nuovo pontefice e dire per le sue posizioni immigrazioniste quasi si possono definire, comunque molto bergogliane su quel tema, è sicuramente l'anti-Trump. Ma intanto gira l'indiscrezione che per l'insediamento di Papa Leone il 18 maggio il vicepresidente statunitense possa tornare a Roma e non è escluso che anche Trump in Israele il 15 e il 16 maggio possa decidere di fermarsi. E insomma, la conclusione, ma se si scorrono riviste come The Pillar, National Catholic Register o la Catholic News Agency, sembra prevalere la soddisfazione, in molti casi la gioia, per il debutto di un papa statunitense che in qualche modo sdogana la Chiesa nordamericana. Anche le accuse di aver coperto gli abusi sessuali, pur cavalcati in qualche ambito, non hanno al momento rilevanza, per quanto il Paese fa notare che si tratta di un dossier costruito proprio dalla destra cattolica statunitense. Avrei esultato per un pontefice di qualsiasi nazionalità, dice il vescovo Lawrence Sullivan, vicario dell'arcidiocesi di Chicago. Certamente ci rallegriamo che un figlio di questa nazione sia stato scelto dai cardinali, dichiara invece Timothy Broglio, presidente della conferenza episcopale statunitense, mentre il cardinale Timothy Dolan, che sapete in passato aveva ricevuto di fatto quasi un endorsement da Trump, anche perché spesso già lodato, comunque una delle figure di spicco dei vescovi e dei cardinali americani conservatori, insieme ovviamente a Leo Bark, però poi aveva commentato negativamente quella foto, quel meme pubblicato proprio sui social da Trump, che aveva fatto vedere sé travestito da pontefice. E allora Dolan, conservatore ma anche uomo di relazioni, tende a smentire l'ipotesi che Prevost possa essere un papa antitrampiano. Lo stesso fa il cardinale di Washington Wilton Daniel Gregory, rappresentante dell'ala progressista. Il conclave non è la continuazione di un'elezione politica americana, ma le due personalità più potenti al mondo, entrambe statunitensi, monopolizzeranno l'attenzione globale. E su questo tema poi ci ritorneremo, vorremmo chiederlo anche ai nostri ospiti, perché sapete, poi magari lo andiamo a riprendere quell'articolo, anche se non è più recente, l'articolo pubblicato da Bisignani proprio sul sito di Nicola Porro, e lui sostiene, guardate, che è lo stesso Bark che avrebbe fatto poi convergere tanti voti conservatori su Prevost, perché pur riconoscendo la sua vicinanza a Bergoglio su tanti altri temi, come per esempio quello dell'immigrazione, però avrebbe apprezzato di Prevost, cioè lui appunto Barth avrebbe apprezzato di Prevost la chiarezza liturgica, la sensibilità proprio per l'aspetto liturgico e soprattutto l'ortodossia dottrinale rispetto a quegli eccessi di ambiguità appunto del pontificato di Bergoglio. Ma ricambiamo totalmente area editoriale
così facciamo tutte queste giravolte, un po' destabilizzano, però almeno per sentire sempre varie voci, visto che siamo stati accusati, no, di non dare spazio a una sorta di polifonia, di pluralismo delle voci. E allora, Tempo di oggi, prima abbiamo citato l'editoriale di Cerno, che è esplosivo, Chernobyl, chi non l'ha visto arrivare, e appunto quello che dicevamo sui tanti che non hanno ancora capito come potrebbe essere la rotta. Certo, ovviamente è ancora presto per dirlo, però dei segnali li abbiamo notati, e qui appunto Cerno rimprovera anche questo a uno come Bannon, che si è subito schierato contro. Nell'Italia della rissa continua, scrive qui Cerno, ci hanno già spiegato che Papa Prevost è tutto il contrario di tutto. Il dopo Francesco per una certa sinistra, un ritorno alla tradizione per i nostalgici di Ratzinger. Un papa di sinistra e anti-Trump, ci è cascato perfino Bannon. E pur di spararne una, Leone XIV sarebbe un falso americano. E invece semplicemente la sinistra non l'ha visto arrivare e la destra ancora non ci può credere. Non può credere che esista un uomo di chiesa che pensa ai poveri come tutti i papi della storia e alla pace, ma al tempo stesso è un cristiano cattolico, praticante, che rispetta la tradizione e che dialoga con i conservatori tanto quanto con gli altri e che vota repubblicano quando un candidato non gli piace. Insomma, un papa per cui presto Elly Schlein e Conte si preoccuperanno, e non poco. Tanto che, vista la tendenza a scaricare tutto su Giorgia Meloni, non mi stupirei se le chiedessero anche stavolta di riferire in Parlamento. E qui appunto la provocazione di Cerno. Come si permette l'Italia di avere un vescovo di Roma americano di questi tempi? Venga a spiegarlo se ne ha il coraggio. E chissà se magari la Schlein in questa pillola di fantapolitica si lancerà anche in questo. Ci concederà anche appunto questo sketch. Il titolone però centrale di oggi, con il gioco di parole come spesso sul Tempo, l'imprevosto, e ovviamente Prevost è evidenziato in giallo, perché Leone XIV scompiglia le carte, dal rapporto con Trump al patto con Dolan e cardinali statunitensi, fino al nuovo ruolo di Meloni. Ecco il vero obiettivo del Papa: ricristianizzare l'Occidente. La prima omelia, Cristo superuomo e ateismo di fatto. È appunto ricristianizzare l'Occidente, quello che abbiamo ricordato anche prima, no? Che spiegava anche il professor Pezzani nel suo colloquio con il condirettore Giulio Cainarca, e cioè questo fa pensare anche queste parole, no? Che ha detto già all'inizio così del pontificato Papa Leone XIV, la volontà proprio di rioccuparsi dell'Occidente, di rigenerare questo cristianesimo, notando di fatto che poi molti che si professano cristiani, cattolici, poi non vivono veramente, pienamente la loro fede. Il Tempo di Osho, invece, qui sempre dalla prima pagina del Tempo, le passioni sportive del pontefice, baseball, tennis e la maglia giallorossa. E allora la domanda di uno dei cardinali che gli fa: ma è vero che sei della Roma? Sì, sono abbonato in Curia Sud. E allora poi il Tempo di Feltri, che forza questi vecchi, una categoria a parte, maratoneti dell'anima. Ero da qualche anno direttore di giornale e ai giovani redattori che si presentavano in riunione con aria saccente la solita propostina sui vecchi, che però una propostina condita da umorismo, e lui cosa rispondeva? Questo è il Tempo di Feltri, vi ci porta a pagina 11 del Tempo di oggi. Rispondeva ovviamente con delle provocazioni. Ecco qua, vedete, sono i nonni, la vera forza della natura. Chi li congeda dalla vita non ha capito nulla. Da Trump a Putin a Xi Jinping hanno tutti superato i 70 e da noi Mattarella non ne sbaglia una. Ma allora chiedo a te Natalia, scusami, se possiamo fare questo tentativo adesso di ripristinare anche la condivisione schermo degli articoli, se possiamo fare un piccolo break, così ripartiamo magari anche con la condivisione dello schermo degli articoli. Va bene, vado con la pausa. Grazie Natalia. E Luca, ecco. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande.
una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. What's going on tonight? I think that you and I got something in common. You're like a grand auto theft, dancing on the left. You baby, can't you see that I'm falling? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Natalia. Allora, eravamo qui a pagina 11 del Tempo di oggi con il Tempo di Feltri che difende potremmo dire la sua categoria, no? Va bene, dice i nonni, la vera forza della natura, chi li congeda dalla vita non ha capito nulla. E questo mi fa anche ricordare quello che era successo, vi ricordate, in campagna, dopo la campagna elettorale delle elezioni politiche nel 2022, quando un influencer giovane disse che schifo, che vergogna, ha vinto il centrodestra grazie a questo voto dei conservatori, dei retrivi, delle generazioni più avanti negli anni. Quindi veramente uno scandalo, delle affermazioni vergognose, perché non ci si rendeva conto da parte di questa esuberante influencer di tutta la forza e del coraggio testimoniato da queste generazioni, no, che ci precedono. Iperbole giovanilistica, questo è il virgolettato del Tempo di Feltri di oggi. In Italia non è consentita la parola vecchio, se sei donna la vecchiaia è precipizio, l'età è solo una categoria umana, ciò che conta è essere maratoneti dell'anima. E infatti qui lui spiega, no, da noi, a proposito di questi leader che sono un po' più avanti negli anni, ma che comunque hanno ancora tanto da testimoniare, da raccontare, da dimostrare, scrive: da noi c'è Mattarella, capo dello Stato dall'agile età anagrafica di 83 anni, gli si rimprovera l'interventismo, è un prezzemolino, punto esclamativo, il tono pretesco nei discorsi di fine anno e una esagerata compostezza.
ma non ne sbaglia una e conserva l'autorevolezza di un giovanotto. Prosegue sempre Feltri: i cardinali, avrete visto, non navigano su terreni più gaudenti, l'età media è di 80 anni, sono sovrappeso perché lavorare in chiesa lenisce l'anima ma non aiuta il fisico, eppure hanno tenuto desta l'attenzione del mondo per ben 2 settimane, tra spifferi, trame, intrighi e un salmodiare stanco calato sui sagrati di Roma, come elemosina ai poveri. Hanno eletto un pontefice che di anni ne ha a sua volta 69 e che, se tutto va bene, vedremo per qualche decennio ancora affacciarsi alla finestra di San Pietro e darci la benedizione urbi e torbi. Vado random, ma mi scuserete, ma in TV l'età media è più o meno la stessa. I giganti del piccolo schermo, Bruno Vespa, Corrado Augias, Enrico Mentana, ma anche Mara Veniere, quel visionario di Nino Frassica, hanno superato da un bel pezzo l'età di mezzo, non vecchissimi ma nemmeno ragazzi, a parte Augias, e mi risulta che una delle ospiti più gettonate della TV sia una certa Malia Ercoli Finzi, che calca la scena con brillantezza nei suoi magnifici 88 anni, spiegando le stelle e la sua scelta di diventare prima donna laureata in ingegneria aeronautica quando ancora le donne restavano in casa ad accudire la prole e le velleità dei mariti. Insisto, l'elenco dei vecchi eccellenti è infinito. E qui prosegue in questa difesa, no, della categoria della generazione, e già ci immaginiamo le critiche di quelli che invece sono mossi da questa iperbole giovanilistica, come la definisce lui, che magari invece grideranno allo scandalo della gerontocrazia. Prima citavamo appunto citava Mattarella nel suo intervento, nel suo articolo Feltri, e qui l'articolo, sempre a pagina 11, non arretrare rispetto alle difficoltà dell'UE, la dichiarazione di Mattarella. L'Europa che celebra la sua storia, il capo dello Stato ai 75 anni dalla dichiarazione di Schuman, da allora ambizioso percorso di integrazione. Ma prima ancora della prossima pausa, adesso andiamo sul Corriere della Sera di oggi, così vediamo ecco anche quest'altra area, con poi il caffè di Gramellini ai post, e anche qui c'è poi il gioco di parole, perché pronunciata ovviamente all'inglese l'imprevost, se uno lo legge è come se fosse scritto in italiano, è l'imprevost, l'imprevisto. Scrive Gramellini che i cardinali abbiano scelto un papa in funzione anti-Trump è la tipica esagerazione che può venire in mente solo ai tifosi, agli odiatori di Trump, accomunati da questa ossessione per l'ingrugnito della Casa Bianca. Robert Prevost è giovane e in buona salute, potrebbe restare alla guida della Chiesa per una ventina d'anni, mentre Trump, a meno che gli lasciano fare un golpe, già tra 3 e mezzo tornerà a giocare a golf. Il bello è che i teorici della cospirazione anti-Trump, cioè dell'iscrizione dello Spirito Santo al partito di Kamala Harris, sono gli stessi che fino all'altro ieri sostenevano che un papa statunitense sarebbe stato impossibile, proprio perché di statunitensi ingombranti ce n'era già uno. Più che un problema politico, se ne profila uno narcisistico. Il trumpismo e l'antitrampismo traggono linfa dalla convinzione che Trump sia l'americano più famoso e influente del mondo, una convinzione entusiasticamente condivisa dallo stesso Trump, che non perde occasione per raccontarsi come l'unto del Signore, tanto che ultimamente si è pure confezionato un meme dove appare vestito da papa, quello che dicevamo. E quindi quando i due si faranno un selfie assieme, cioè Trump e il nuovo papa americano, quindi Papa Prevost, l'imprevost, quando i due si faranno un selfie insieme ci sarà qualcuno, magari un bambino, che griderà: chi è il signore col ciuffo arancione vicino al papa americano? E quello sarà il giorno più brutto della vita di Trump. E Gramellini che non perde occasioni per lanciare i suoi strali, però sempre contro quelli che appartengono, no, all'odiata categoria, fazione dei sovranisti, e qui il sovranista per eccellenza finire in questo mirino, no, è proprio Trump. L'editoriale di oggi, dalla prima pagina del Corriere della Sera, le prime risposte di Antonio Polito: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché lui sia conosciuto e glorificato. Il nascondimento, no, del cristiano che invece deve fare spazio alla vera luce, quello che diceva anche poi San Giovanni Battista: io devo scomparire, devo ritirarmi perché sta per venire una luce che veramente inonderà il mondo. Tenderà a sparire, quindi proseguirà la sua opera, però quella di Francesco, non ne seguirà lo stile. Ecco, qui Polito fa effettivamente riferimento a qualcosa che in tanti hanno osservato, e cioè che questo stile, questa sobrietà ricorda tanto Ratzinger. La sua agenda potrebbe essere molto in continuità con Bergoglio, anche se abbiamo detto sono tanti gli elementi sia di continuità ma anche già
abbiamo notato, di discontinuità. Le grandi oligarchie, e anche quella dei cardinali, per eccellenza un'oligarchia, conoscono solo due modi di procedere nelle loro decisioni. Prosegue qui Antonio Polito per l'editoriale di oggi, della prima pagina del Corsera, e cioè scelgono rinnovamento nella continuità o continuità nel rinnovamento. Questo può sembrare un gioco di parole, spesso effettivamente accade così, anche se delle volte abbiamo visto delle brusche giravolte, insomma delle vere e proprie rivoluzioni. La Verità prima ha definito, no, la fine del tango argentino, ecco, molto polemicamente dicevamo. Francesco rappresentò la prima scelta, Leone la seconda, cioè il rinnovamento nella continuità, forse più una rivoluzione. A chi temeva che la Chiesa del predecessore finisse col mettere troppe cose terrene, tutte giuste e importanti per carità, davanti al core business della trascendenza, nella sua prima messa Leone ha chiarito: anche oggi non mancano i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e cioè non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati che finiscono così col vivere a questo livello in un ateismo di fatto. A chi temeva invece che il primo Papa americano, eletto neanche 2 settimane dopo la visita di Trump in Vaticano, fosse un passo indietro, persino una concessione all'arroganza del nuovo potere imperiale, ha dato una risposta sferzante sul piano culturale. Perché Polito qui prosegue a pagina 46 del Corriere della Sera, vi ci porto. Allora, continuità ma stile diverso, qui anche poi l'altro sottotitolo: il nuovo pontefice, il mite Papa Prevost non è Francesco, però in un giorno sembra aver già rifatto l'unità della Chiesa. Anche oggi non sono pochi contesti, ha aggiunto Leone, in cui alla fede cristiana si preferiscono altre sicurezze come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. In 24 ore il conclave ha fatto una scelta che ha sorpreso perfino i cardinali rimasti fuori per limiti di età, ma in 24 ore il nuovo Papa sembra aver rifatto già l'unità della Chiesa. Mozzetta rossa e stola ricamata in oro, puntualità liturgica, rispetto delle forme sono state apprezzate dai conservatori. Il solido legame con Francesco e la reazione furiosa del mondo MAGA, Make America Great Again, negli States, Bannon l'ha definito un marxista convinto, hanno rassicurato i progressisti. La sua sarà una chiesa per i cattolici, come voleva Ruini, ma sarà anche una chiesa missionaria, come è stata quella di Bergoglio. D'altra parte, questo agostiniano è il meno statunitense dei cardinali a stelle e strisce, visto che ha vissuto tra Chicago e Chiclayo, la città del Perù, dove è stato vescovo per più di 20 anni. Un papa che viene dal nord, ma che ha fatto il pastore nel sud del mondo. Nel cordoglio di questi giorni vi leggo la parte conclusiva, quindi l'editoriale di Polito per il Corsera, poi se potete recuperatelo, no, a pagina, dicevamo, 46 di oggi. Allora, nel cordoglio di questi giorni sono emersi infatti anche i limiti del pontificato di Francesco nella gestione degli affari ecclesiastici, un uso dell'autorità spesso personale e talvolta ai limiti dell'arbitrario. Lo scrive adesso Polito, quando però si sosteneva da altre parti, per esempio, non so, sostenevano vaticanisti, lo riportavano altri vaticanisti, no, di altre aree, venivano subito additati come dei pericolosi reazionari, come magari gli amici di Viganò, ecco. E qui scrive, precisa appunto Politi, questo uso personale arbitrario dell'autorità da parte di Bergoglio, aggiunge, seppur giustificato da una forte esigenza di cambiamento e sorretto da una grande simpatia umana, hanno acceso una spia che spiega in parte anche l'ottima accoglienza ricevuta dal nuovo Papa. Perché si è presentato proprio con questa sobrietà e così umile. Sulla loggia delle benedizioni ha usato un aggettivo, sinodale, e questo, come sapete, è un aggettivo molto bergogliano, che a noi laici dice poco, ma ha un riferimento esplicito a una gestione collegiale in cui la curia non governa per usare il potere, ma viene però usata per governare. Non è un Papa che deve fare tutto lui, aveva detto prima del conclave il cardinale Filoni. In molti sperano che metta un po' d'ordine nei tanti dossier lasciati aperti dall'irruenza di Bergoglio. Tanti dossier aperti, lasciati aperti all'irruenza di Bergoglio. Lo scrive Politi, e tanti però l'avevano fatto, Polito, scusate, ma tanti in questi giorni l'avevano fatto notare, insomma l'avevano ribadito, che Bergoglio si era quasi divertito su alcune questioni a gettare un po' la Chiesa nel caos, a creare sconquasso e a vedere poi come andava avanti, lasciare magari le conferenze episcopali nazionali a decidere alcune questioni che rimanevano aperte. Del resto lui ripeteva spesso la frase Bergoglio: non interessa a me occupare, alla Chiesa occupare degli spazi, ma avviare dei processi.
il che era tutto molto hegeliano e forse poco coerente anche con quella chiarezza dottrinale, no, che ci si aspetterebbe da uno che dovrebbe confermare i fratelli nella fede. Ma attenzione, tutti questi attributi di equilibrio riconosciuti a Leone XIV non sono la profezia di un papato di compromesso. Mettere la barra al centro non è segno di codardia per la Chiesa, quello vale solo nel club dei macho men che comandano la politica globale dei nostri giorni e che infatti ci stanno portando sull'orlo di un baratro. Qui subito di nuovo contro Trump, no? Antonio Polito. E poi il finale: non sarà facile per il nuovo Papa alzare, come ha promesso, la bandiera di una pace disarmata e disarmante, ma qualcuno in questo mondo di matti ci deve pur provare e speriamo veramente che non solo ci provi ma ci riesca anche. E allora Natalia, chiedo a te, perché abbiamo già superato i 9.03, allora credo piccolo break o come vuoi, preferisci anche intermezzo musicale, così proviamo a recuperare anche la condivisione schermo degli articoli e ci ritroviamo sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths of
to hunting high and low. There's no end to the length I'll go to find again. Upon this my dreams are depending. Through the dark Wassens the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to. High and low. Do you know what it means to love you? I'm hunting high and low, and now she's telling me she's got to go away. I'll always be hunting high and low, only for you, and watch me tearing myself to pieces, hunting high and low. Oh, there's no end to it. I'll go to. We'll all be hunting high and low. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Su di te strofino l'anima, prendo vita, che devo andare. È su di te che lascio il cuore, io non vorrei, senza scuse. Puoi far finta che il mio cielo adesso sia più chiaro, puoi far finta che quel vento apra gli occhi al mondo leggero. Adesso è tutto chiaro, sereno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pier Vittorio, a te la linea.
Grazie mille Natalia. Allora riprendiamo questa rassegna stampa, prima di collegarci con il nostro ospite e ovviamente passiamo adesso però al Libero, visto che appunto Andrea Morigi, come sapete, collabora, scrive, vice capo servizio proprio del quotidiano Libero, oltre a collaborare, ricordavamo, anche con Radio Maria. Allora, prima pagina di oggi di Libero: assalto al Vaticano, la sinistra che sequestra il Papa, corsa dei commentatori rossi a tirare per la tonaca, Prevost saboterà Trump, è come Bergoglio. Forse non hanno letto i suoi discorsi su gay, aborto e famiglia. Il messaggio dei vescovi americani: non è stato eletto per contrastare la Casa Bianca. E poi questa immagine centrale del fascino dell'uomo venuto da Chicago, e cioè ai tempi della missione in Perù, dove poi è diventato vescovo, Papa Prevost si spostava spesso a cavallo, qui appunto come cavaliere. E le signore promuovono il bel leone. Le somiglianze con Wojtyła di Antonio Socci, la grande rinascita dei cattolici statunitensi dietro il conclave. Ieri fra i vaticanisti, dopo la prima omelia di Leone XIV, qualcuno ha commentato: mi ricorda più Wojtyła che Francesco. È la sensazione giusta, appunto, precisa Socci. L'elezione di Giovanni Paolo II nel 78 fece conoscere a tutto il mondo la fede cattolica. E a proposito poi di Wojtyła, torneremo su questo aspetto del Papa carismatico, ma poi di un Papa che si deve confrontare con un grande leader americano, quello che aveva comunque detto anche Secchi, se vi ricordate, nel suo primo commento di questa elezione, dicendo: speriamo che questo tandem funzioni bene, riesca a costruire qualcosa di significativo come già c'era riuscito con l'altra grande coppia di giganti, cioè Reagan e Wojtyła. In quel caso per la libertà dall'oppressione nell'est, e in questo caso con Trump sul terreno comune proprio dell'impegno per la pace. L'editoriale di oggi, prima pagina di Libero: il pontefice arruolato con la forza di Daniele Capezzone, anche qui sui tentativi di etichettarlo da parte della sinistra, ma quanto è sgraziata, cioè letteralmente priva di grazia e di eleganza, l'operazione è volta a tentare di annettersi il nuovo pontefice, di arruolarlo d'imperio, di amputarne parti del pensiero, valorizzando solo quelli funzionali alla propria propaganda. Eh sì, tentativi sempre di prendere, come dire, sotto sequestro una figura. E poi invece questa accusa pesante verso il PD che riporta Alessandro Gonzato, cioè congresso PD fanno votare morti. Alle consultazioni siciliane pensate ai nomi falsi o di defunti, Schlein sotto accusa. È Papa da 2 giorni, ma Prevost ha già compiuto un miracolo. Certo, non è ancora riuscito a spiegare il significato del salto quantico schleiniano né l'indiano concetto di intersezionalità. Serve però tempo, forse un'enciclica, però Leone XIV ha ridestato gli elettori del PD, attenzione, quelli defunti. E qui insomma si scherza, appunto, si ironizza su questo caso. Fumata rossa, Oremus, nessun gabbiano che ha appollaiato sul tetto, i più devoti alla segretaria svizzera, però probabilmente dovranno rispondere di quello che è emerso qui in Sicilia. A pagina 13, quindi, se volete leggervi questo caso, che è anche un po' inquietante, è tutto dettagliato, tra morti e nomi inventati. In Sicilia mezzo PD in rivolta, è una truffa e la Schlein tace. All'assemblea anche Gattonero e Merlo. La protesta nel partito: il PD non può essere una loggia massonica, la segretaria intervenga, altrimenti è una farsa. Il bell'ambientino. Io intanto con voi mi scuso perché erano arrivati dei vostri messaggi, non abbiamo ancora letti, poi li leggiamo, e anche qualcuno di voi aveva provato a chiamare, vero? Mi pare anche la stessa Lisetta, quindi quando volete, ovviamente avevamo detto le linee sono aperte. Nel frattempo però, Natalia, tu mi confermi che probabilmente ci ha già raggiunto il nostro ospite, vero? Sono le 9:16. Sì, è collegato. Perfetto, e allora ringraziamo il dottor Andrea Morigi. Andrea Morigi ci sente, vero? Ci ascolta? Molto bene, sì, grazie. Perfetto, grazie mille per essere qui con noi, un vero onore, un vero privilegio, anche perché sappiamo, no, quanto è impegnatissimo. E allora, prima domanda: abbiamo ribadito prima tanti elementi di continuità con Bergoglio, ma anche di scontinuità, primo Papa americano, sicuramente sul tema dell'immigrazione molto vicino a Bergoglio, per semplificare. Ho ricordato il suo tweet contro Vance proprio su questo tema. Però probabilmente, come ha commentato, lo stavamo prima ricordando, il direttore di Libero Mario Secchi, non saranno sovrapponibili Bergoglio e Leone XIV, però sicuramente nel segno della pace questa forte continuità
e però una continuità forse, o comunque una possibile convergenza proprio con Trump. Dicevamo Trump che si è impegnato tanto per questo negoziati di pace, e sulla pace ha insistito tanto Leone XIV, quante volte che l'ha citato nel suo primo discorso dopo l'elezione, e insomma le chiedo, possono collaborare assieme queste due figure, visto che una certa parte ora lo sta dipingendo Prevost con una sorta di anti-Trump, possono costruire assieme qualcosa di storico, come avvenne con la coppia Reagan-Wojtyła, che però in quel caso quella coppia spinse il vento della libertà. Intanto sulla politica estera ancora non si sa nulla di Papa Leone XIV, come intenda sviluppare questa attività, cioè la diplomazia vaticana certo. Ha una sua continuità, guarda innanzitutto alla libertà religiosa, alla possibilità di propagare la fede. Questo è lo scopo delle nunziature, dell'attività diplomatica della Santa Sede, sia all'ONU sia nei contatti. Quindi possiamo immaginare che ci sarà una continuità, ma possiamo sperare che ci sia un'ambiguità minore, ecco, rispetto ai fronti di guerra come quello tra Russia e Ucraina. Ora ce ne sono altri che non riguardano direttamente i cristiani, come il fronte di guerra tra India e Pakistan, ma ce ne sono molti altri in Sudan. Da 2 anni c'è una guerra civile, quindi bisogna che la Chiesa Cattolica trovi una sua linea diciamo più univoca, perché ultimamente, lo abbiamo ricordato anche su Libero, non si sapeva qual era l'atteggiamento verso la martoriata ucraina, come la chiamava Papa Francesco, nel senso che la segreteria di Stato è stata svuotata di molte competenze, la missione a Mosca era stata affidata al cardinale Matteo Zuppi, ma non ha portato risultati. Da una parte Papa Francesco diceva sì, dobbiamo alzare bandiera bianca, e gli ucraini non ne erano stati felici. Dall'altra parte diceva la NATO ha abbaiato ai confini della Russia, quindi bisogna trovare una linea che in qualche modo si confronti ovviamente con i tentativi diplomatici, con i colloqui di pace che Trump sta cercando di promuovere con molta fatica, anche con molta disillusione. Nei giorni scorsi lo ha detto, forse dovrò imporre delle sanzioni a Mosca, e Mosca è lì a mostrarci durante la parata del 9 maggio che celebra la fine della guerra e la vittoria sulla Germania nazionalsocialista, è lì a dirci che lui ha un legame fraterno, un'alleanza, un patto d'acciaio con Xi Jinping, il presidente della Cina. Sulla Cina bisognerà trovare una linea che probabilmente sarà diversa da quella dell'attuale segreteria di Stato, perché il segretario di Stato
Cardinale Parolin, se non è stato eletto probabilmente è perché anche i vescovi americani, e non solo gli americani, anche quelli asiatici soprattutto, hanno messo sotto accusa l'accordo che ha fatto con il regime comunista totalitario di Pechino. Quindi Trump senza dubbio, però ci sono anche dei fronti importanti, cioè, c'è anche il dialogo interreligioso che non ha proceduto durante questo pontificato, l'ultimo pontificato, perché dopo l'incontro tra Papa Francesco e il patriarca di Mosca Kirill a Cuba non si è parlato dei cattolici oppositori del regime comunista di Cuba che sono incarcerati. Quindi insomma ci sono molti dossier aperti, rimasti aperti, probabilmente lo vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, speriamo anni, come Papa Leone XIV vorrà mettere a posto questa presenza della Chiesa istituzionale nei confronti degli Stati. Nei confronti della Russia bisogna vedere quale sarà l'importanza che darà alla profezia di Fatima, ad esempio. La Russia si convertirà, diceva il messaggio di Fatima nel 1917. Attualmente molti pensano che invece sia il nemico principale della Chiesa Cattolica, nel senso che vuole costruire la terza Roma, vuole attaccare il cattolicesimo in quanto l'Occidente è corrotto. Quindi ci sono molti dossier aperti. Noi abbiamo assistito soltanto a un'omelia, un'omelia che parla soltanto della vita della Chiesa, del corpo mistico di Gesù Cristo, come l'ha definito, con un riferimento implicito a Pio XII, però insomma è un riferimento piuttosto importante. Ecco, lei ha anticipato un tema, no? Quello della profezia di Fatima, e voglio ritornare su questo, perché appunto abbiamo ricordato che lei appunto collabora con Radio Maria, tiene comunque questo suo spazio, questa rubrica. È una radio che grazie al suo direttore Padre Livo si è occupata tanto anche di Medjugorje, di far conoscere i messaggi legati a queste apparizioni mariane, in cui la Vergine si presenta proprio come regina della pace, chiede di pregare per la pace in un mondo sempre devastato dalle guerre. E questo Papa, appunto, nel suo primo discorso dopo l'elezione ha insistito tanto sulla pace, ricordiamo, disarmata e disarmata, in un momento poi oltretutto in cui delle potenze nucleari come India e Pakistan si stanno fronteggiando, ecco, si spera che si arrivi presto a una de-escalation. Ecco, per questo suo forte appello alla pace, viste anche queste profezie, questi messaggi, prima ci citava anche la profezia su Fatima, può essere visto anche come un pontificato forse profetico, almeno la speranza, perché ovviamente siamo solo agli inizi, chi può dirlo forse? È troppo presto per dire quale spazio voglia prendere, però lo si capisce un po' dalla scelta del nome. Leone XIII è certamente il successore di Pietro, certamente il successore di Papa Francesco, ma è anche il successore di Papa Leone XIII, che dice delle cose importanti sul ruolo della Chiesa nella società moderna, e che è un Papa molto deciso
nel confronto con lo Stato, così come lo è Sant'Agostino di Ippona, che è il fondatore dell'ordine agostiniano, cioè il fondatore, diciamo il punto di riferimento, perché l'ordine agostiniano nasce nel 1200, così come adesso, ma è il punto di riferimento teologico sia di Papa Leone XIV sia anche di Papa Benedetto XVI, se vogliamo. Quindi sulla pace, su Medjugorje, no, ricordiamo comunque che Papa Francesco è colui che permette il culto a Medjugorje con dei limiti, con l'approvazione da parte della Chiesa dei messaggi, in un mondo che è certamente dilaniato, però riconosce che è un luogo di conversione, un luogo senza riconoscere ufficialmente le apparizioni, perché non sono concluse e quindi non si può, ma dà una spinta importante, insomma, cioè in qualche modo istituzionalizza i pellegrinaggi. Sono pellegrinaggi dove vanno moltissimi americani, dove vanno moltissime persone a convertirsi. Questo nell'ottica della nuova evangelizzazione che anche il cardinale Prevost aveva anticipato, così come i suoi predecessori. È molto importante, ma l'unica cosa che sappiamo è che affida il suo pontificato alla Madonna, non soltanto con l'Ave Maria della benedizione il giorno dell'elezione, ma anche alla fine dell'omelia che ha pronunciato ieri. Questo lo vedremo, insomma, siamo ancora agli inizi, possiamo auspicare molto, ma sappiamo poco. Chiaro, chiarissimo. E l'ultimissima domanda, dottor Morigi, visto che adesso ci aspetta anche la pausa, poi l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, da un punto di vista umano, ecco l'impressione, perché da un lato lui si è mostrato così molto commosso, no? Buonamente commosso, però ha poi pronunciato queste parole molto forti, coraggiose, cioè bisogna sparire perché rimanga Cristo, insomma fa pensare a un pontefice che si vuole confrontare con il mondo, ma che però non rinuncia assolutamente a proclamare quella verità, anche quando quella verità è scomoda per il mondo. Questo mi ha fatto pensare molto a un libretto, un trattatello sull'umiltà di Papa Leone XIII quando era ancora soltanto il vescovo di Perugia, e a insomma, alla prudenza. Ecco, quello che vedo in Papa Leone XIII è questo tratto che indica un metodo, propone anche un esempio. La virtù della prudenza è una virtù forse dimenticata nel mondo che tende a commentare tutto, a intervenire su tutto immediatamente. Mi sembra che ci sia un mondo di fronte alla Chiesa che non la comprende, quindi è ostile, ma che probabilmente questo pontificato lo affronterà cercando di favorire
il dialogo, come ha detto, ma come ha detto il Santo Padre, ma senza intervenire in modo violento, cioè con la dolcezza di Cristo. Questo implica un impegno nei confronti del mondo che non è meno intenso, non è meno importante. Dobbiamo ricordare che proprio Agostino di Ippona, che è il punto di riferimento teologico di Papa Leone XIV, prima di convertirsi era ostile alla Chiesa perché non trovava nella Bibbia quello che cercava. Quando si è convertito è diventato la colonna della civiltà cristiana, cioè la sua città di Dio è stata per secoli il testo di riferimento per i principi, per i teologi che volevano costruire, fornire un quadro giuridico, dottrinale all'impero, ma l'impero sottomesso alla regalità di Cristo, alla sua legge divina. Quindi c'è un compito serio davanti, ma affrontato con l'umiltà e la prudenza che mi pare di veder trasparire nell'atteggiamento di questo Papa. Esatto, è proprio questo uno stile, in un mondo che è abituato invece magari a tanta spavalderia. E allora grazie mille dottor Andrea Morigi, è stato veramente un onore, un privilegio, e speriamo di poterci ritrovare, no? Di poterla avere come ospite per commentare magari le successive pagine di questo libro che si sta scrivendo, perché si è iniziato a scrivere solo le prime righe della prima pagina. Ecco. Grazie ancora dottor Morigi, grazie mille. E allora Natalia, vengo da te, e a questo punto break, vero? Noi ci troviamo fra poco dopo l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti. Avete ascoltato la rassegna stampa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV